Il Museo dell'Arte Contemporanea Italiana in America, a cura di Gregorio Rossi e Chiara Filippini, e la Repubblica di Costa Rica presentano oggi, 11 luglio, presso l'Ateneo Veneto di Venezia, omaggio a Francesco Mariani, pittore di Sesto Fiorentino, le cui opere sono state fra le prime a arrivare in Costa Rica per arricchire quel museo. Come si legge nel volume che gli è dedicato, l'effetto che la pittura di Francesco Mariani fa sull'osservatore è piuttosto spiazzante. È l'enigmaticità di certi quadri a colpire in prima istanza. Quelle atmosfere sospese ed eteree lasciano aperti interrogativi che non vogliono risposta. Questi forse i motivi per i quali il pittore Mariani è presente nell'ambito della Biennale di Venezia. L'arte contemporanea è un linguaggio di comunicazione forte, attraverso cui si denuncia, si dichiara, si mostra o si indaga il mondo che ci circonda, la società in cui viviamo. Le forme o i mezzi sono quelli della nostra contemporaneità, diversi da quelli tradizionali, ma il cui scopo è sempre da secoli uno: la comunicazione. Quello che Mariani vuole dire con la propria opera è l'espressione di una necessità interiore, incalzante e urgente, che lo porta spesso a isolarsi dal mondo del quotidiano per dedicarsi totalmente alla pittura. Essa diventa così un irrinunciabile bisogno da soddisfare, un tutt'uno con il proprio vissuto, per lui che si definisce un malato d'arte. Le opere riflettono i suoi turbamenti, le sue inquietudini, le sue emozioni. Si ha come l'impressione che tutte le esperienze vissute dall'artista vengano poi racchiuse nella sua interiorità, assimilate, digerite o somatizzate fino al punto di tradurle sulla tela. Ma l'effetto che ne deriva, ciò che lascia allo spettatore di vedere, è qualcosa di non sempre afferrabile, proprio perché derivato dall'intimo della sua psiche. Talvolta unico detentore di senso delle sue opere, Mariani lascia che lo spettatore goda delle sue visioni interiori senza offrire spiegazioni, mostrando senza chiarire, attraverso una simbologia tutta personale. Con un espressionismo dai colori violenti e forti, Mariani manifesta tutto il suo essere. C'è il mondo della propria interiorità, dove rivela se stesso. C'è il mondo degli amici, dei quali ha espresso le vicissitudini sotto forma di pittura, riuscendo a comunicare le loro emozioni come in un tacito accordo tra il pittore e il committente moderno. E infine il proprio mondo affettivo, quello familiare, nucleo generazionale, espresso nei ritratti della moglie o nei quadri dove il figlio fanciullo è assunto a modello. La natura, con la sua potenza, sembra schiacciare la figura umana, onnipresente in ogni opera, nuda e indifesa, come minacciata da presenze enigmatiche e apocalittiche. Il nero delle tenebre, stellate, che tante volte compaiono al di fuori delle finestre aperte sugli sfondi,
è squarciato dalla sfera lunare, roteante e dalla forma embrionale, una sorta di meteorite, figura aliena e misteriosa ricorrente in molte opere. Altre volte, invece, ritorna a una dimensione più intimistica, quando si osservano le nature morte del pittore, fiori delicati e fragili. Il papavero è simbolo ricorrente nella sua pittura, fiore associato al sonno eterno e alla morte, per le sue capacità soporifere, attributo delle divinità legate al sonno, alla notte e ai sogni. Quando Mariani svolge temi religiosi, sembra di avvertire una sottile volontà di scandagliare, sconvolgere le convenzioni e perfino scandalizzare, con l'intento di operare una trasfigurazione di certe tematiche consuete alla nostra tradizione religiosa. La deposizione finisce per essere pretesto per una composizione di corpi nudi, tormentati come quelli della crocifissione, in cui viene restituita la sofferenza lancinante dei corpi, allungati e deformati in modo manieristico, quasi fosse un dolore non solamente fisico, ma morale, che devasta, tormenta e distrugge da dentro. Osservando le opere di Mariani, non si può fare a meno di pensare alla pittura di Piero Nincheri, suo maestro di vita, compagno nella vita e nel lavoro, che tanto gli ha regalato, che lo ha arricchito e spalancato le porte dell'arte. Facendo proprio lo stile del maestro, ma distinguendosi da quello con un segno più marcato e evidente, senza sfumature e chiaroscuri, Mariani ha dato vita alla sua tensione interiore, alla sua fantasia immaginativa, con la quale restituisce sulla tela tutta la fragilità umana del nostro oggi, la precarietà e la debolezza esistenziale, l'intensità delle passioni e la difficoltà dei rapporti interpersonali.